Il Veneto è piegato dal caro energia anche perché è troppo dipendente dal gas, una dipendenza energetica elevata che si misura con un numero, la cifra del 92,3%, e una quota, quella del 31% di consumi del gas in Veneto. Gas che ha subito anche i rincari più pesanti in 2 anni del più 800%, una cifra assolutamente da record. Servono quindi più investimenti green, ma anche per quanto riguarda le energie rinnovabili. Se è vero che la produzione in regione è leggermente salita, più 0,7% nel 2020, la prima fonte produttiva all'interno proprio delle rinnovabili è l'idroelettrico, che ha alcune debolezze. La prima di tutte sta nel meteo. La siccità chiaramente ha conseguenze molto negative sulla produzione di energia idroelettrica, quindi 18% la copertura dei consumi veneti grazie alle energie rinnovabili, una quota che non è sufficiente ad attutire l'impatto del caro energia e quindi che va assolutamente incrementata. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 20 dicembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda il dossier che si chiama Transizione ed è stato presentato ieri a Ca' Foscari dal Sistema Statistico Regionale. Un rapporto articolato che parla appunto anzitutto di caro energia, quindi produzione di energia elettrica in Regione del Veneto, un tema fondamentale naturalmente per l'attualità, ma che mette in fila anche tutti i dati della congiuntura economica e sociale della nostra regione. Ad esempio abbiamo la cifra del PIL che cresce del 4,2% per l'anno in corso, il 2022, l'export che segna un altro record, più 17,5% nei primi mesi dell'anno. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi che mette in fila una serie appunto di dati, ma anche i quotidiani del gruppo Gedi dedicano mezza pagina ai temi presentati ieri a Ca' Foscari nel rapporto statistico elaborato dalla regione. Il titolo: lo sviluppo a ostacoli, crisi energetica, demografica e lavorativa, la scure del 2023 su un Veneto in ripresa. Il rischio di povertà sale interessando il 17% della popolazione. Quindi il taglio dell'articolo di Maria Ducoli per il quotidiano del gruppo Gedi è leggermente diverso, mentre il Corriere del Veneto si concentra sui temi dell'energia e quindi della dipendenza da gas e invece dello scarso sviluppo delle rinnovabili nella nostra regione. Ricordiamo sempre che la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili consumata nella nostra regione è inferiore alla quota media nazionale. Invece i quotidiani del gruppo Gedi si concentrano appunto sulle questioni demografica e del lavoro, oltre che sulla crisi energetica. C'è il rischio di povertà che aumenta. Allora leggiamo l'inizio, l'attacco dell'articolo di Maria Ducoli: difficile, come altro si potrebbe definire l'anno che sta volgendo al termine. Lo conferma il rapporto statistico elaborato dalla regione. Se da un lato il Veneto ha saputo rialzarsi dopo la pandemia, dall'altro la guerra in Ucraina ha portato nuove difficoltà, materie prime che mancano, prezzi alle stelle, famiglie in rosso. Se nel 2019 il 7,8% di queste si trovava in condizioni di povertà energetica, il dato potrà solo peggiorare dopo la crisi iniziata quest'anno. Nel 2021, nonostante i segnali di ripresa, il rischio povertà o esclusione sociale è cresciuto fino a interessare il 17% dei veneti. C'è una tabella quindi sui quotidiani del gruppo Gedi con l'evoluzione di alcuni indicatori appunto dal 2019 al 2023 tra Italia e Veneto. Abbiamo il PIL che vede un andamento sostanzialmente parallelo tra Italia e Veneto, la spesa per consumi finali delle famiglie con una previsione per il 2023 di sostanziale stallo, con una crescita in Veneto dello più 0,5% soltanto. C'è il dato degli investimenti fissi lordi, anche qui completa immobilità.
E poi le importazioni e l'export. Nel 2021 è cresciuta l'occupazione di donne e di lavoratori dipendenti, ma non invece di uomini e lavoratori autonomi, quindi bene ma non benissimo sul fronte del lavoro. E poi c'è il dato clamoroso della crisi demografica, scrive Maria Duccoli sui quotidiani Gruppo Gedi. La crisi non è solo energetica ma anche demografica, con 32.771 nascite nel 2021, dato in leggera ripresa rispetto al 2020, dove se ne attestavano ancora meno, 32.672, il 32,8% in meno rispetto al 2008. Calano i bambini ma anche le madri. Tra il 2008 e il 2021 le donne in età fertile sono oltre 174.000 in meno, mentre crescono i residenti stranieri, passati dal 9,4% nel 2011 sul totale al 10,5% nel 2021. Cresce anche l'età media, gli over 57 passano dal 10 al 12,3%. Insomma, un 2023 segnato da crisi energetica, demografica e lavorativa, con lo spettro della povertà che interessa il 17% della popolazione. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Etica e fine vita, se ne parla sui quotidiani Gruppo Gedi. La notizia riguarda la raccolta firme partita in regione sul suicidio assistito. Il comitato promotore, assieme all'associazione Coscioni, domani depositeranno una proposta di legge regionale. Il Veneto sarà la prima regione italiana in cui sarà possibile raccogliere le firme per regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Ne dà notizia l'avvocato Mestrino Matteo D'Angelo, assieme a Diego Silvestri, Fulvia Tomatis, Matteo Orlando, l'avvocata Laura Parotto e Paolo Dagliorti, i 6 membri del comitato promotore del referendum, che annunciano il deposito domani della proposta di legge regionale nata in seno all'associazione Luca Coscioni, con la collaborazione fattiva delle cellule Coscioni del Veneto. Mercoledì 21 dicembre alle 11:30 i 6 saranno negli uffici di Palazzo Ferrofini per depositare la proposta di legge sul fine vita e la relazione che la accompagna. Poi alle 13 la presentazione dell'iniziativa all'Hotel Plaza di Mestre. Nel Veneto i sondaggi danno oltre l'80% i favorevoli ad una legge sul fine vita senza divisioni politiche, e proposte analoghe vengono presentate in Lombardia e in Emilia Romagna. Ancora una notizia, siamo sul Gazzettino adesso invece. I nodi del centrodestra, lo scontro interno al centrodestra che non accenna a placarsi. Vediamo in questi giorni le difficoltà del neo insediato governo Meloni a avviare la discussione, il dibattito parlamentare sulla manovra di bilancio, ma nel Gazzettino di oggi non si parla di questo, o meglio se ne parla anche, ma la notizia riguarda invece l'autonomia. Le condizioni di Fratelli d'Italia e Forza Italia sull'autonomia irritano la Lega, che chiede: ma non sono nostri alleati? Nel mirino ci sono le interviste dei ministri Tajani di Forza Italia e Musumeci, Fratelli d'Italia. Rammaricanti certe critiche, scrivono e dicono i leghisti. Villanova, capogruppo della Lega in Regione Veneto, parla di dichiarazioni inaccettabili. Il Veneto è un modello di responsabilità. Nel mirino l'intervista di sabato al ministro Roberto Musumeci e appunto alcune altre dichiarazioni di Tajani. Nel frattempo interviene anche l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sul tema dell'autonomia. Il progetto non può contraddire l'unità dell'Italia. Calderoli ribatte all'ANPI dicendo: pensavo che voleste rispettare la Costituzione. Nel frattempo c'è l'ok della struttura tecnica ai LEP, nel senso che la cabina di regia per la determinazione di LEP avrà una segreteria tecnica. A prevederlo è un emendamento del governo alla manovra, come si legge in una scheda ministeriale che riassume le modifiche illustrate domenica sera dal ministro Giancarlo Giorgetti, il che significa che Palazzo Chigi intende rendere operativa la struttura incaricata di definire i livelli essenziali delle prestazioni fondamentali e fondamento soprattutto dell'autonomia differenziata chiesta dal Veneto. Calderoli annuncia che le funzioni saranno trasferite dal 2024. Se legge i livelli essenziali delle prestazioni vanno in parallelo, nel giro di un anno possiamo partire. Queste le parole del ministro.
Chiudiamo con due notizie flash, la prima quella di una polemica tra Crisanti e Palù, presidente dell'AIFA, il senatore del Partito Democratico e docente padovano Andrea Crisanti. Dice: Palù è in malafede, fa disinformazione sul Covid. Spiega Crisanti: il virus è ancora pericoloso anche se è endemico. Usa parole forti come sempre. Crisanti: manifestazione di analfabetismo, di sanità pubblica, disinformazione e malafede. Scontro quindi tra i virologi che sono stati volto della lotta al Covid in Veneto. Le parole sono di Andrea Crisanti, durissimo nei confronti di Giorgio Palù, presidente dell'AIFA. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi. Il riferimento è un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, nel quale il presidente dell'AIFA, Giorgio Palù, appunto, spiegava come il Covid adesso abbia un tasso di letalità inferiore rispetto a quello del virus influenzale. Di fatto la sua diffusione non rappresenterebbe più né una pandemia né un'endemia. Parole che non sono piaciute a Crisanti, fortemente critico con la minimizzazione del collega. Palù dice che il Covid è meno letale dell'influenza. È la prima volta che faccio polemica contro qualcuno. Questa è una manifestazione di analfabetismo, di sanità pubblica, ha detto il professore Padovano. Non si può dire qualcosa del genere, basta guardare ciò che sta succedendo in Cina senza il vaccino. Questa è disinformazione e penso anche un po' malafede. Insomma, accuse veramente pesanti. Infine, l'ultima notizia di oggi, sempre sui quotidiani del gruppo Gedi, una flash riguarda la tragedia avvenuta nelle scorse settimane nelle strade del Vicentino. Davide Rebellin è morto per trauma toracico e addominale da schiacciamento. Non c'erano molti dubbi a riguardo, ma l'autopsia sul corpo del campione di ciclismo, portata a termine ieri pomeriggio dall'anatopologo forense Vito Cirielli, ha confermato appunto quanto si pensava, cioè Rebellin è morto a causa dei traumi. La appunto conferma arriva dall'autopsia. Il funerale potrebbe quindi tenersi giovedì a Lonigo. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.